Quarta corsa, una prova per cavalli di 5 e 6 anni, non vincitori di 15.000 euro nella carriera, sono in 10 al via dopo il forfait del numero 10 Bulegan GMG. E così saranno 6 in prima fila e 4 in seconda, con i favori netti per General Job numero 1 Enrico Bellei in sediolo. Autostart che inizia a muoversi per questa quarta corsa all'Arcoveggio, il premio Madeleine sono appunto i 5-6 anni al via, l'1 General Job Enrico Bellei, 2 Brando Trio Marco Stefani, 3 Bluebell Call Sandro Miraglia, 4 Bowie Giuseppe Ferrante, 5 Banca Italia San Enrico Montagna, 6 Jerry Joy Roman Jerovsek, in seconda fila 7 Bellatrix Font Giorgio Cassani, 8 Brandon Hall Luca Farolfi, 9 British Matley François Conigliaro, 11 Bilù Leo Carmine Piscuoglio. Autostart che inizia a prendere velocità, entrata in dirittura e li va per lasciare con General Job veloce attaccato al largo da Banca Italia San. Banca Italia che attacca e passa a condurre nei confronti di General Job, numero mentre 8 Brando Trio Brandon rimane di fuori tagliando fuori Bowie, quindi allo steccato Bellatrix Font in terza posizione, sposta al largo General Job che anticipa Brando Trio, va a chiedere strada a Banca Italia San, la quale lo manda volentieri, mentre c'è l'attacco al largo da parte di Bowie che scavalca Brando Trio e si va a porre accanto a General Job che passa intanto i primi 400 metri in 36. In seconda posizione Banca Italia San, in terza Bellatrix Font, mentre di fuori è Bowie che si porta in scia Brando Trio e Jerry Joy, mentre alla retroguardia c'è Bilù Leo che è preceduto da Bluebell Call. 46,1 per i primi 600 metri di corsa, con General Job a condurre le operazioni in maniera ora tranquilla, Bowie che all'esterno non preme. 1-1-3, ritmo costante quello imposto dal battistrada interpretato da Enrico Bellei. Cavallo francese allenato da Afrim Schmidra completa il primo chilometro d'avanguardia in 1:17,5. General Job in vantaggio, nella sua scia è sempre Banca Italia San. Bowie di fuori che precede Brando Trio e Jerry Joy, allunga ora General Job a 400 metri dalla conclusione, muove in terza ruota Brando Trio per aggirare Bowie, 15 la retta di là con General Job che prova la fuga da Brando Trio che si ingamba al largo, scavalca Bowie e cerca di portarsi in caccia del battistrada che deve ora riargomentare, arriva Brando Trio accanto a General Job, la piegata conclusiva passata in 15,3, Brando Trio che attacca, General Job che si difende allo steccato, i due che lottano in retta d'arrivo con General Job che si allunga allo steccato e sfugge a Brando Trio. General Job che nel finale porta a casa la vittoria in maniera molto facile, al secondo Brando Trio, al terzo molto bene Bowie. 1:16,3 il ragguaglio cronometrico, 14,9 ad arrivare. General Job ed Enrico Bellei per il training di Afrin Schmidra e la scuderia Limitless di Matteo Zaccherini ai colori. Il 6 anni da Oiseau che in percorso di testa si impone nettamente su Brando Trio che è secondo, Bowie è terzo, 1-2-4 l'ordine arrivo della quarta.